Cari amici, in questa puntata parleremo della costruzione della casa di Ciorani, dell'attività pastorale svolta da Alfonso e dai suoi compagni e dell'iniziativa degli esercizi spirituali presso la casa di Ciorani. Buon ascolto. O cullegge dei Giurani. Fino a sti fatti che mo te conto, Alfonso se la passava tra Scala e a Villa dei Schiavi. Ma arrivai una cosa nuova. O padre Iernaro Sarnelli era figlio do barone dei Giurani, vicino a San Severino. Tu t'avessi fatto meraviglia se Don Iernaro avesse voluto portare dinta a baronia do padre Don Angelo e missionante della congregazione d'Alfonso? E beh, che sto padre cercai Alfonso non solo missionante, ma pure poteva avere dinta a baronia no commento suo. E fatte jettano come moto e conto. Alfonso, quando si trattava di faticare per la povera gente e per gloria di Dio, diceva sempre o i canna. Miettici poi che frate Don Iernaro era prevata purissa e apprezzava assai l'opera d'Alfonso, in capo a poco tempo, dinto mese maggio 1735, ietta Alfonso e Giurani. Alfonso, padre Mazzini e padre Rosso arrivai innanzi a quella via dritta e lunga che porta a terra do barone. Là l'aspettavano una cuofane gente che salutavano e sbattevano in mano. E spararono pure in botte. O barone mettette a disposizione dei missionanti una sottana per cucina e 2 camere. Dopo tempo dettate 2 camere, ma per passare da prima camera a che state 2 s'aveva io per fuori, all'aria aperta. Ma la cosa più aggraziata era che a 2 camere stavano in coppa una taverna e la chioppa in coppa e carcere. Tra carcerati e imbriacone, fiore tu che poteva arrivare il recchio dei padri e come si poteva dormire. Ma immagina quanta eiaculatoria dicevano Alfonso e compagni. E a coppa a tutte queste si metteva pure una paccariazione a fa paura, che non era scaglienza, ma nasceva da fatta. Per te fa capire, non c'era un superchio e mancava pure un necessario. Il nobile Alfonso de' Liguori ed i suoi compagni arrivano a Ciorani cavalcando non cavalli, ma umili asinelli. Questa scelta indicava chiaramente gli orientamenti di Alfonso. Presentarsi alla povera gente da povero, testimoniando così una radicale adesione alla causa dei ceti meno abbienti. Ma con tutta questa povertà, i padri s'accedevano e fatica, passavano a una chiesa nata, a un paese nato, predicando la parola di Dio, confessando, portando la gente a istruzione e innanzi a tutto a gente più povera. E Alfonso, come faceva sempre, doieva insegnava insieme a Ebraia pure canzoncelle sante fatte a essa, e specialmente nu salute, che è rimase fino a mo' in dei paesi a dove sono passati i missionanti d'Alfonso. O salute è chista. Uno ti dice, salutate Gesù e Maria, e tu rispondi, oggi e sempre. Dinte i primi mesi che stettano i Giurani, i padri predicarono o facettano la missione in tanti paesi attorno, come a Bracigliano, San Giorgio, Serino, Sulofre. O padre a noi scrive che non ci avevamo a meravigliare
si con poco padre Alfonso non giaceva a fare tante missioni. Alfonso, diceva Tannoia, issa sola contava paziente. Il periodo trascorso a Ciorani non è ricco solo di lavoro pastorale. Alfonso a Ciorani inizia a scrivere le prime opere, tra queste la prima edizione della Teologia morale, opera in cui viene presentato un Dio amore. E tutta l'attività pastorale di Alfonso sarà incentrata sulla presentazione di un Dio amante dell'uomo, un Dio padre e madre a cui rivolgersi come figli. A Ciorani, Sant'Alfonso ha composto anche diverse poesie e canzoni. Vi voglio dire una poesia in dialetto napoletano di Sant'Alfonso, anche se non sappiamo certamente in quale anno e in quale località l'abbia scritta. A Maria nelle tentazioni del demonio. Curr, mamma mia, curr priesta e non tardà, che lo serpa arrassosia e già mi vuole mozzicà. Manca l'ha già vista tutta e mi fa così tremà. Mamma, com'è brutta, come corre in sanità. Io non posso e venga meno e non saccio come fa. Mo mi ettero balena, mamma mia, fa priesta, fa. Con le strille e con le chiande non si può proprio arrassare. Sono stanca e chiammasante, non ci sente e non si sta. Oh, che bocca, cava aperta, ma Romeo mi voglio ti. Si è usato allerta, oh Maria, fannella lì. Vedevi, lo nome tuo ce l'ha fatta spaventare. Ma perché tormento suo, mamma tu vieni in cercare. Come fui, che d'estate, che lo fa precipitare. Serpe brutte e arraggiate, non ci può più accostare. Per non lungo brore, ti dico solo che fatica d'Alfonso e compagni erano così tante e buone che prima della di chiesa si facettano pigliare da media e gettano a contare all'arcivescovo e Salierno un sacco di palla e infamità in coppo conto che sti santi prievete. L'arcivescovo, che conosceva buon Alfonso eppure pegare suoi zoppe, non ne curai proprio e dicette che poco Alfonso e compagni per fatica che facevano non cercavano denaro e non stavano in coppe spalle nessuna e missionanti tenevano la libertà e ia preregare a dove volevano tra i parrocchi e l'arcidiocesi e comandai i parrucchiani e apprezzava Alfonso e accettava i missionanti, eccetera, eccetera. Furono contenti i sacerdoti, perché Sant'Alfonso voleva che le sue missioni fossero offerte alle popolazioni gratuitamente, in modo da lavorare senza aggravio per le popolazioni. Per questo motivo Alfonso voleva che un collegio suo, per essere fondato, doveva avere delle rendite, capaci di sostenere tutti i padri e i fratelli che dovevano comporre la comunità. Furono contenti i prieveti e poteva avere i padri missionanti dinte parrocchie loro gratisse e per amore Dio. E con tutte queste gestiva sempre qualche parrucchiana che la prudeva a capo e non voleva in missione. Siente che facette un'echista. Sapendo che a quello tempo e quello giorno Alfonso veniva dentro la parrocchia sua per tenere la missione, le jette incontro
e senza manco o fa scendere a coppo ciucciariello, le dicette che non era cosa. Poi, non volendo contraddicere l'arcivescovo, a Giognette che si poteva fare la missione, mancava tanti mesi. Alfonso si pigliai zitto che lo bello complimento. Manco un po' fatto do tempo dicette, si parrucchià, voi a così ha pensato, ma perché lo tempo che dicite voi, non mi potrò vedere più. Non capette, o parrucchiana, mancava chi lo tempo che dicette isse, o signore, so chiamaia. Alfonso, come t'ha già detto, stava arrangiato dintre a 4 stanzanielle, fra i carcerati e imbriacone. L'arcivescovo di Salierno sapeva come stavano le cose e perché into mese di dicembre e quell'anno pubblicai una lettera a dove scriveva che Alfonso poteva fravocare un collegio, un monastero, per la congregazione sua. La gente non aspettava che questa. O barone Don Angelo facette la parte sua, rialando una fravoca col giardino e mettendoci pure sordo. Don Andrea Sarnelli, o frate prevete e padre Iannare, ci mettette purisse sordo dei suoi. S'accominciai a fravocare. Devano una mano o parrucchiano con tutte le prevete, Alfonso che padre congregato, e figlio do barone, a gente nobile e vasciamana. Si facettene tutte maste, e si vedeva maniao chium, Ariella, a livella. E non furono solo quelle dei giurani che aiutavano dintre la fravoca, si mettettero pure quelle Carife, San Nazario, da Rocche Madredomene e da di paesi vicini. O 16 luglio 1736 Alfonso mandai una lettera al padre a dove scriveva quello che succedeva attorno a sta fravoca. Vide uomini e femmine, scrivevano fra lati cose, e ogni maniera, che all'era mente chi carrea prete e chi l'arena, chi apprepara i carcara, chi taglia e carrea fascina. Tu forse t'addimannarrai a che servevano sti fascine. Non servevano per fuoco. E a sapere che a quel tempo a fravoca non era che le mo. Giusto per esempio, e mura divisoria, quelle che spartano una camera a un'altra camera, erano imbuttite in frasca. Io ti dico non perché hagi fatto il fravocatore, ma perché l'hagi visto con questi occhi e me l'hanno fatto vedere proprio dentro il collegio dei giurani. Viene da chiederci perché Sant'Alfonso abbia scelto come sede di un suo collegio Ciorani, una piccola frazione di Mercato San Severino. La località era gradita a Sant'Alfonso perché vi era una comunità di poveri contadini e perché era un crocevia per raggiungere facilmente altre zone da evangelizzare, a differenza di Scala, che non era in una situazione simile. Inoltre a Ciorani il suo collegio poteva diventare un ottimo centro per gli esercizi spirituali. E Giurana, casa e l'esercizio. Dintre la comunità di Giurana, pigliai pede assai a pratica e l'esercizio spirito. Sta pratica, che Alfonso portai innanzi per tutta la vita, si può dire che fu onire e l'occhio suoi. Vedeva i Giurana per questo esercizio, vescovo, parrucchiano, prevete, nobile, cavaliere, giudice, principe. Tutte volevano sentire prediche d'Alfonso e dei compagni suoi. E poco sta esercizio si tenevano per più giorni, e poco non c'era posto a dove mettere ateliette per dormire, parecchie chiste passavano la notte a casa
e qualche amico do loro. Quando il barone stava a Napoli, Alfonso cercai a chiesto permesso e a usare il salone do palazzo suo, e non solo per fare la unione, ma pure per far dormire quelli che non potevano tornare a casa propria. Finalmente, in 1738, la casa dei missionanti e giurani era venuta. A così, tutti quelli che venivano per l'esercizio potettero avere una bella cappella per prarie e per predica e una cammarella per dormire. E un numero di quelli che venivano crescevano sempre più. Fra quelli che facevano l'esercizio e giurane, ci fu un nobile. Tu hai capito chi è? Don Giuseppe de Liguori. Don Giuseppe, o padre d'Alfonso, non so sicuro perché venette e giurane. Venette per vedere o figlio, oppure per cercare di convincere, e questo era il più fisso suo, a fare s'ordinare vescovo. O figlio, goppa stufato, non sa che volte l'aveva detto e scritto, o ignore mio, facetemi piacere, non parlare più e stufato, perché mi facete amareggiare. Con viette e cose, Don Giuseppe rimanette impressionato da semplicità e da povertà do collegio e da vita che facevano Alfonso che compagni. Abbracciai e vasai più voto, figlio, o benedicette, e volette ste giurane per parecchio tempo. Fiurate che cercai a o figlio e poté trasidire da congregazione, come un fratello laico, come un pecuzzo. O sconsigliai o figlio, le dicette che non era quella la volontà di Dio. Essa aveva sta mezzo mondo, in da casa propria, e portava la croce dei figli. E poi non tornammo più in coppa sto nobile e capitani dei galere del re in Napoli, te voglio dire che stom, una volta così attaccata alla grandezza e all'ufanità, finette giorni della vita sua, come può passare un rummito, per anni, leggendo vite dei santi, facendo penitenzia. E provaria do figlio Alfonso, e quella da moglie, che la santa femmina e don Anna Cavaliere, avranno aiutato Don Giuseppe a cagnare qualche piezza do cuore e da vita sua. O Signore, so chiamai a domenica 14 novembre 1745. Teneva 75 anni. Alfonso si trovava per una missione a Troia e non fu cosa, e io a Napoli. Quando potette, passai per casa per consolare la mamma. L'assenza di Alfonso ai funerali del padre ci fa pensare. Indubbiamente i mezzi di trasporto di allora non erano quelli di adesso, ma ciò nonostante dall'episodio ricaviamo una testimonianza di una completa dedizione di Alfonso all'opera di evangelizzazione nella vigna del Signore. Mo, ti voglio dire qualcosa, goppa sto commento. Che oggi vai giurano, o veda lontana, appena mette piede dinto a quella strada dritta e lunga che porta al paese. Quella che si vede è la fravaca che ti sto dicendo, eppure nata fravaca che portai innanzi pochi anni dopo Padre Rossi. La prima fravaca, quella fatta da gente che è buona volontà ma scarsa a mestiere, è arronzata, con gradiata appesa, corridore stretto e stanzanielle che non ci trasa malapena. Te immagina che se sta stisa in coppolietto no cristiana, penserà a finestra stennendo pere e a porta allungando braccia. E per te far capire
che in coppa sto fatto e l'arrunzamento non ha ingasato a mano, ti conta che già quando facettano sto commento, no signore si faceva maraviglia come l'avessero potuto fravocare così ambressa ambressa. E sente che le rispondette tuo padre Sportella. Voi vi facete maraviglie queste, che non ci sta un miracolo. E sto miracolo è perché si mantiene allerta e non sfonda tutto quanto. Perché le po' che ti ha detto goppa a grandezza, per non dire la strettezza del cammarelle, ti voglio spiegare che te l'ha detto per ti far capire come Affonso voleva che i congregati avevano a essere poveri e campare senza sforzo. E voglio chiudere questa parte storia contandoti che infine a quasi tutto il 1900 dentro a sto convento c'è stato un noviziato dei padri d'Alfonso, che mo si chiamano in da lingua fiorentina redentoristi oppure liguorini. Con parole più semplici, dentro a sto convento ci sono stati i giovani che volevano trasì in da congregazione d'Alfonso. T'ha detto solo coppa coppa da fravaca è nato quarto do convento che portà innanzi padre Saverio Rossi. E sto fatto ti voglio dire due parole per ti far capire come pensava Affonso in coppa a certe cose. Tu mi puoi insegnare che per fravocare non ci vanno i soldi, che sto sapeva pure padre Rossi. A un certo momento sto padre fermai la fravaca perché mancavano i soldi. O chiamai Affonso e le dicette, non sapete, e voi non vi vite a regolare come si regolano quelli del mondo, che accocciano prima i soldi e poi fravocano. Noi abbiamo fatto il contrario, prima fravocammo e poi escono i soldi, perché la mano del Signore non è arrugnata. Capetta la lezione o padre Rossi, fravocaia e a provvidenza e Dio mannai tutto quello che non ci serveva. Bisogna aggiungere che a Ciorani nel 1743 Sant'Alfonso viene eletto superiore maggiore della congregazione del Santissimo Redentore. Nello stesso anno si celebra a Ciorani la prima assemblea generale dei Redentoristi. Pertanto Ciorani è ritenuta, a ragione, la casa madre dei Redentoristi. Chiudiamo questa puntata ricordando che il padre Gennaro Sarnelli, figlio del barone di Ciorani, è stato proclamato beato nel 1996. Nella chiesa di Ciorani è stata ricavata una cappella contenente l'urna di padre Sarnelli, uno dei primi compagni di Sant'Alfonso. Arrivederci alla prossima puntata.